Talan 149 faioms di Giude urriva la gnove che Antioche Eupator al marciave quintri de Giudee con un gran esercit e con lui all'ere Lisie, sottutore sorestande questions politichis. Ognuno di loro aveva un esercit grec di 110.000 fans, di 5.300 cavaliers, di 22 elefants e di 300 chiars falcas. Si era mettut con loro anche Menelao, che con grande furbetat al saborave Antioch non col fin di salvare la patria, ma crodin che l'uvaresse intornata a metti tal sopues di comand. Ma però il re dei res asticcià la rabbia di Antioch quinti di quel selerat, e quanche Lisiei dimostrà che era lui la colpe di tutti gli disgracis, all'ordinà di menalu a Baree e di fallo morì secondo l'usance dal Luc. E gli ventilà une torresse di 50 comedons, plene di cinise, e fornide di un argagn che al gire e che al pen di ogni bande sulla cinise. Di lassù che il canadi risquindi di un sacrilegio, o che l'arrivata al colm di cersatis deliz, lu poc induc viers de rovine. Con quel distinto chi ha di morì a quel tris di Menelao, cence venanche un flig di tiere per sepolture. E giustamente, perché che dopo di aver fatto un stragio di deliz quintri dall'altar, che il sofuc alle monta all'impar de cinise, al chialtà la sua muart proprio te cinise. Il re al veniva in denan chiamà di brutis intentions, par faur viodi e giudeos robis anchemo pies di che succedudi soddi sopari. Appena che Giude al vignia savelu, gli ordenà al popol di preal signor di egnot, perché come che s'altri svoltis, così anche cumò, al vignis ignutori di chei che aristiavin di restà cence lec, cence patrie e cence il templi sant, e che non lassasse che il popol, che aveva appena taccata a tirar il flat, al colaste sgrifis di chei forest degns di ogni azione. Finì tutti insieme di faceste, preati il signor di Boncur, gemint, giunante, buttansi in genoglon per 3 dis di file, Giude ur fasè coraggio e ur ordenà di tenissi prons. Ritirati in bande coi anzians, si decidà di saltafura a combatti per distrigare la questione con gli autori di Dio, prenché l'esercito del re all'invades la Giudea e al chiapas la città. Per la qual mettude la impresa tesmans del creador dal mont e raccomandate i 6 oms di combatti con valor finta la muart, per selez, per templi, per citat, per patrie, per istituzions, al fasemet il campamet d'ogni di modin. Dadi ai siei la paraule di ordinance vittorie di Dio, con un mac di giovins bien selgius al plomba via e pegnot sulla tende del re e sul campament, al copà un 3.000 oms, al fase fur plui grues dagli elefants insieme con l'om che lumenave. Po dopo, emplati il campament di spavento e di confusione a tornare in Daur con tune vittorie complete. Alveve già cricat di che tutta li era finit, con la protezione dal Signor che alveve aiutat Giude. Allora il re, vinvut un spieli dal fiat dei Giudeos, al tentacolo indian di chiappà che i lux, così al marcià quinti di Bet-Zur, une fortece ben fornite dai Giudeos, ma al fos scorsat, impedit, battut, perché che Giude arrivà a faurve a di chei che ieri insidias, dudice che coventave. Intanto Rodoc urveve fat sapere ai nemis i segreti dall'esercito giudaic. Lu ciririn fur, lu gaffarin e lu metterin in preson, e così il re al trattà per seconde volte cui oms che erin a Bet-Zur, urdè la diestre e le chiappà, e s'indilè. Al frontai gli oms di Giude, mai le malamentri. Arriva anche la gnove che Filippo, lasciato in Antiochie per distrigare le questioni, si era rivoltato. Disperata al clamai giudeos, si sottometté, al giurà su tutte c'è calere just, al fasè la paz, all'offrì un sacrificio, all'onorà i templi e al bonificà il luc. Poi al saludò al Maccabeo e all'assà Egemonide, sicu comandante di Tolemaide,
fin tremaite tiere dai Gierens. Al passape Tolemaide, ma la indi Tolemaide iere sticiade, per quel che avevi inconvignuto. Di fat, a ieri preoccupas, pal compatat e a volevi rifudalu. Lisie però, al montà sulla tribune, si difindè miei calpodè, arriva a convinciu, iu bonà, iu tirà de sobande e al partì per Antiochie. Così e lea finì la spedizione del re e la sua ritirade.